E così. Intanto stasera non parliamo di queste cose, parliamo di piante, no? Presidente, vuoi fare il saluto o vuoi solo ascoltare? Buonasera, io sono Enrico De Miguel, per chi non mi conosce, sono presidente della SAP e mi fa molto piacere avere una sala così numerosa. Sarò brevissimo, come abbiamo insegnato il mio amico, ringraziare a tutti e fare la porta, così fai la. Allora, ringraziare a tutti, ringrazio prima di tutto voi perché siete intervenuti anticipatamente, però ringrazio gli autori del libro che sono nascosti. Giulia, voglio fare l'ingresso. Non chiediamo qui uno all'anno, basta un libro all'anno. Facciamo un libro all'anno. Facciamo un libro all'anno, così la SAP ha un successo formidabile. La SAP sono contento di poterlo dire in ottima salute. Venerdì prossimo sarà l'assemblea, non siamo riusciti a trovare gli ultimi 4 iscritti, altrimenti sarebbero 2600. Se no per venerdì magari siamo per 596 per essere veramente dopo il Covid un successo. L'annata è quella di più dopo che anni fa alcune sezioni sono separate, quindi c'è stato un po' di calo. Poi dopo il Covid siamo cresciuti, abbiamo fatto un sacco di attività e di questo devo ringraziare particolarmente Marco, parole di ringraziamento, Marco, presidente della Tenia, che è il comitato scientifico intero che veramente ci mette, ci qualifica a livello istituzionale, oltre che fra l'altro solo con la gente sul giornale così, ma non so se ci capita di avere rapporti con la politica, che capita sempre con le istituzioni, con l'università, con la Camera di Commercio, con Sposo, e devo dire che questa attività del SAP è riconosciuta e apprezzata. Sono convinti che siamo gente seria, escluso il Presidente, possono essere convinti. Siamo gente seria, preparata, capace e che lavora bene. Quindi grazie a voi, anche l'ennesima volta, grazie a Lenia, grazie agli autori e al fotografo. Al fotografo, sì, un libro senza fotografie non legge nessuno. Va bene, ricordiamoci la serata. Buonasera a tutti, grazie. Allora, ci dividiamo i compiti. Io presento gli autori e Denia poi vi presenta il libro brevemente prima di passare la parola agli autori. Giulia Zanuttig, socia del CAI di Cividale, ma collaboratrice del comitato scientifico della società alpina friulana, e Neo, operatore naturalistico e culturale, il più giovane d'Italia, l'autrice, la coautrice dei testi. Altro coautore dei testi Fabrizio Desio, altro collaboratore del comitato scientifico, operatore naturalistico e culturale. Non è la sua opera prima, aveva già fatto un volumetto su Preone che magari ritiriamo fuori perché ad aprile siamo a Preone a fare un'escursione che potrebbe risultarci utile. Quindi Fabrizio Desio. Ultimo, anche lui più giovane d'Italia, no? Ho glissato. Sono arrivato da là, per cui ultimo solo per quello, non per importanza, perché lui è Andrea Moro, è il fotografo dell'Università di Trieste, del progetto Driades, ha fatto qualche milione di scatti, docente anche. No, mi affidano dei corsi in laboratorio di identificazione piante, però non sono docente, no? Mia mamma dice che lo sono,
Vabbè, fa una promozione così, però no, formalmente no, però tale dei corsi a contratto, ecco, quello sì. Ecco, è qualche anno che collaboriamo con l'Università di Trieste, con il professor Nimis e con Andrea Moro, ed è una bella collaborazione perché loro hanno fatto un grandissimo lavoro di raccolta, identificazione, di studio sulle piante. Quante schede avete? Non lo sarebbe, però sono più non di sono 1000, insomma, di sicuro. Non sono partiti e gentilmente, appunto, per il processo di questa collaborazione che abbiamo messo in piedi da qualche anno, ci concedono di utilizzare le loro schede. Ve le mostra magari Denia brevemente adesso, ma poi le vediamo molto più dettagliatamente grazie a Giulia che ce le mostrerà. È una collaborazione che sta andando avanti appunto da qualche anno e noi facciamo il libro, noi lo confezioniamo, facciamo i testi eccetera, e Driades ci consente di poter utilizzare le loro schede che sono alla perfezione, sono perfette, e soprattutto Andrea Moro ci fornisce gratuitamente l'utilizzo delle sue belle fotografie. Ricordo che in questo libro mi sono messo a contarle l'altra sera, compresi i quali siamo a più di 500 fotografie in questo libro che è di sole 180 pagine. Lascio la parola a Denia, perché Denia non solo è il vicepresidente della Società Alpina Friulana per qualche giorno, ma è praticamente il coordinatore di questo lavoro che ha portato alla pubblicazione di questo libro. Io infatti non dovrei parlare, lei mi dice non hai fatto un colpo sto giro, effettivamente ero preso da altro, però il coordinamento l'ha fatto tutto lei, per cui a lei la parola. Ma in realtà gran parte di voi hanno già il libro delle piante commestibili, e tra l'altro salutiamo Sergio che è qua stasera, che ci ha insegnato tantissime cose, anche se io ancora non mi fido a prendere sulle piante tranne lo scruppi. Io ho imparato anche dagli orsi. Quello ce la faccio. Sì, ma siccome è un po' rischioso anche quello, allora io mi limito allo scruppi, no? Quello sono sicura. E sì, questo quaderno delle piante acquatiche è nato l'anno scorso perché abbiamo fatto un progetto tutto sull'acqua l'anno scorso, perché ogni anno noi facciamo i progetti a tema, quindi quest'anno c'era geologia, l'anno scorso c'era i percorsi, tutte escursioni sull'acqua, e allora abbiamo pensato di fare le piante d'acqua, anche perché il professor Nimis, che non c'è stasera presente ma la sua energia aleggia sempre, e è lui che ci ha lanciato questa idea di fare i quaderni a tema, no? Perché dice mettiamo una cosa sola per quaderno, ed è lui che ci fa le chiavi che ci seleziona le piante da inserire, o meglio, lui fa tutta la selezione delle piante d'acqua, poi noi ne scegliamo qualcuna. E il libro, come vedete, tra l'altro, visto che ce l'abbiamo qua stasera, ha una bellissima copertina, perché come ha detto il Presidente, un libro senza foto non è un libro, no? Solo di parole. E stasera abbiamo anche con noi la Sonia, che è lì in mezzo a voi, che ci ha regalato l'uso di alcune foto bellissime, e tra l'altro tra quelle la copertina. Infatti quando ci ha mandato le 3 foto Marco ha scritto subito questa è la copertina, ha scritto subito immediatamente, no? In effetti vedete che è bellissima, lei fa delle foto straordinarie, è un'appassionata, non è una professionista, ha vinto però dei pregevoli premi perché è una bravissima appassionata, e quindi abbiamo anche questa meravigliosa copertina. Comunque, come avete visto, perché a molti di voi ce l'hanno in mano, questo quaderno sulle piante acquatiche ha una prima parte che è il testo fatto da Fabrizio Desio per quanto riguarda gli ambienti, e invece a Giulia ho commissionato una cosa che a me piaceva moltissimo ma non c'era niente in giro, di spiegarci come cavolo fanno queste piante a vivere in acqua, cioè come fanno a respirare, da dove recuperano l'ossigeno, e questo è un argomento che secondo me è molto affascinante e soprattutto
che non ha letteratura, tant'è che non abbiamo trovato letteratura e la Giulia, per recuperare qualcosa, ha dovuto rivolgersi a un insegnante della sua università che le ha dato un testo, quindi neanche 1000 testi. E non abbiamo inventato nulla con questo quaderno, no? Noi abbiamo semplicemente raccolto delle notizie e delle cose, degli studi che hanno fatto altre persone, a parte i testi che comunque sono quelli di Fabrizio Desio, sono sugli ambienti e quindi sono proprio a mano sua, e anche quelli di Giulia. Le schede, vi ha detto Marco, sono quelle di Driades. Io poi ho curato un'altra cosa, che sono i box con le curiosità, che io personalmente ancora nel libro delle piante commestibili mi diverto a leggere in sequenza, no? Nonostante buona parte, queste le ho curate tutte io, ma buona parte anche quelle là, comunque siccome per fortuna mi dimentico, così ho la possibilità di leggere e rileggere continuamente, e a me piace leggerle in sequenza. Le curiosità non è stato facile trovarle perché non c'è letteratura, quindi ovviamente ho dovuto navigare tantissime ore su internet, poi ho dovuto far verificare le notizie ad Andrea, al prof Nimis e a loro, perché chiaramente c'è di tutto e di più, però poi sono risultate secondo me delle belle curiosità, soprattutto su piante che noi vediamo e che sono sconosciute. Per esempio, una delle tante sono gli equisetti, che sono veramente un mondo tutto da scoprire e a cui ho dedicato tante righe proprio perché sono una meraviglia. E adesso però lascio la parola, cominciamo con gli ambienti prima. Allora lascio la parola per gli ambienti al nostro prof, ex prof, al nostro prof Fabrizio, che ci spiega quelli che sono gli ambienti dove possiamo trovare queste piante in Friuli Venezia Giulia. Grazie Denia, buonasera a tutti, grazie Marco. Innanzitutto io sono onorato di parlare in questa sede perché non dimentico che la mia prima tessera CAI l'ho fatta alla Safubine una vita fa. Dopo, per vicissitudini personali, sono trasferito nel Veneto orientale, il dico servizio di più l'hanno prestato al Veneto e di ciò ci tengo a rimarcarlo. Grazie. Allora, parlare di acqua e di ambienti acquatici. La percezione che la maggior parte delle persone ha delle acque intese come acque dolci, ovviamente, acque interne, io preferisco, ne vedremo dopo perché, è che di solito le persone passano vicino ai fiumi, ai russelli e vanno oltre. Non è una colpa ovviamente, è necessità, perché in montagna il sentiero o attraversa il russello o costeggia un lago, un fiume o scusate un torrente, ma anche in pianura, anche vicino al mare la situazione è la stessa, a meno che uno non faccia uno sport acquatico propriamente detto. La percezione quindi che si ha di questi ambienti è una percezione diversa da quella che si ha passeggiando sulla terraferma. Proprio parlando di piante, le piante abitualmente che vediamo sono quelle dei prati, quelle dei boschi e degli ambienti terrestri. Quelle acquatiche sì, sono lì, ma anche perché, come vedremo in questa serata, hanno uno spazio marginale molto spesso a loro disposizione e non è così facile percepirle come acquatiche. Sono piante bellissime, ha già citato gli equisetti Denia. Io non vi parlerò tanto delle piante perché dopo questo è il compito di Giulia. Io sono uno eternamente prestato a qualcosa, sono uno zoologo prestato alle piante, in questo caso la mia esperienza sugli ambienti, vi parlo di questi perché ho lavorato per anni proprio in Friuli sulle acque correnti, ma dedicandomi alla parte zoologica, alla qualità delle acque correnti. Stasera sono prestato alle piante perché le piante comunque, anche parlando di animali, non si può non parlare delle piante. C'è sempre un collegamento fra gli argomenti, è praticamente impossibile vivere separati nelle varie esperienze della nostra vita. È il Friuli, per esempio. Io ho scelto questa frase del Diego perché
secondo me rispetta in pieno quello che è la nostra regione, una forma più o meno quadrata con una variabilità geografica intanto diciamo notevole, da una zona montuosa separata già in due aree. Questa è una descrizione è una suddivisione del Friuli vecchia che probabilmente per certi versi è stata modificata, però secondo me è ancora efficace e attuale per comprendere come è fatta la nostra regione. Io idealmente nella presentazione, come vedrete, partirò dalle montagne e arriverò fino al mare parlando degli ambienti. Una zona montuosa, una zona di pianura separata in due zone diverse, come vedete, la 4 e la 5, alta e bassa pianura, come sappiamo bene, diciamo uno scrigno morenico di colline incastonate nella pianura e la zona del Carso triestino che è separata e diversa. Io lo chiamo sempre un balcone sui Balcani, facendo uno strano gioco di parole del triestino, e vedremo meglio dopo perché. La differenza geografica del Friuli è sovrapponibile, o meglio, i bacini idrografici, la rete idrografica molto complessa della nostra regione si sovrappone a sua volta a questa differenza, a queste variazioni geografiche. Si nota proprio qui con la immagine diciamo in rilievo la contrapposizione tra la zona di montagna e la zona di pianura, e come vedete ho il puntatore qua, scusate, io aspetto, ecco, scusate, si vede come l'alta pianura, come nell'alta pianura i bacini acquatici siano rarefatti rispetto alla bassa e rispetto all'alta. Di questo ne parleremo meglio dopo, ma sono cose che probabilmente molti già conoscono. E ovviamente la zona carsica per definizione è povera di acque. Ma perché il Friuli è così ricco d'acqua? Beh, per la proverbiale piovosità. La proverbiale piovosità sembra che me avevo l'impressione di parlare di un museo, scusate, perché le esperienze che stiamo vivendo in questi 2 anni con questa siccità illimitata è proverbiale la piovosità, ma non a prova di cambiamenti meteorologici climatici purtroppo. Quindi in queste presentazioni, in queste argomentazioni, io temo dovremmo fare i conti con questi cambiamenti. Vabbè, una variabilità geografica, ma l'acqua scorre sul terreno, ovviamente, che influenza in maniera diretta il tipo di acqua, e l'acqua è sempre quella, sentivo dire. Mi dispiace, per me non è vero. L'acqua cambia geograficamente, e in Friuli l'acqua da cosa è condizionata? Beh, dal terreno prevalentemente carsico, quindi le acque del Friuli, come si trova sui dati pubblicati sui quaderni del Museo di Storia Naturale di Udine, per esempio, le acque sono mediamente basiche. Questo ha un'influenza diretta sul tipo di vegetazione che va a instaurarsi legata all'acqua. Ambienti diversi, ma di quali habitat abbiamo nelle acque? L'habitat del prato è facilmente comprensibile, si vede, l'habitat del bosco sono concetti, diciamo, ecologici abbastanza semplici da capire. Una spiaggia, si vede che una spiaggia è una montagna, una rupe, sì, ma nell'acqua come andiamo a vedere gli habitat diversi? Cominciamo a partire dalle zone di montagna per capire meglio queste cose. La montagna friulana è segnata da valli strette, profonde, scavate, ripide, e un aspetto che può sembrare leziosismo, mettere che le montagne non arrivano a 3000 metri, ma ha un'importanza notevole invece, perché in Friuli per esempio manca un vero ambiente glaciale. Fra le Alpi sono le montagne più basse, quelle friulane. Sì, vuol dire che non sono belle, non sono importanti ovviamente, ma è una caratteristica di cui si tiene conto quando si va a studiare questi aspetti ecologici. Tipologie ambientali per gli idrobiologi, diciamo, abbiamo per esempio il torrente, Russello di Sorgente, come sorgente del torrente Ocea, o quello del Rio Fleums, la parte superiore del torrente, scusate un po' degli aspetti forse un po' noiosi, ma sta semplicemente a indicare quei cambiamenti che un corso d'acqua incontra mentre procede dalla sorgente verso valle.
Beh, si ingrossa, è ovvio. Sì, è ovvio, ma questo per chi studia gli ambienti ha un significato notevole, perché quando il corso d'acqua aumenta la propria portata, la propria profondità e la propria velocità delle acque, ha una conseguenza sui tipi di organismi che si trovano al suo interno. E anche quello che cresce sulle rive, la vegetazione propriamente detta, fino ad arrivare al torrente, diciamo, maturo, quello che è la foto, diciamo, di un torrente. Uno vede questo, gli altri sono uccelli. Questo è a sinistra l'arzino, a destra il chiasso faularo. E dove sono le piante? E appunto, un ambiente di questo tipo non è in grado di sostenere una vegetazione sommersa, cioè quelle di cui parlerà dopo Giulia, scusa, Giulia, le idrofite propriamente dette. Le piante legate all'acqua, io dico acquatiche, in questi tipi di ambienti le troviamo sulle sponde. Non può vivere una pianta con radici su un substrato ghiaioso, ciottoloso, con massimo una velocità di corrente notevole, una portata notevole, e anche una questione climatica di temperatura, poi ovviamente. E la vegetazione che si trova in questi corsi d'acqua è dovuto quel colore che vedete brunastro, quella è la vegetazione acquatica dei torrenti di montagna, sono pattini algali, di ali unicellulari o muschi sommersi, ma altro non c'è, perché non può starci. Però non vuol dire che non ci siano piante, come ci parlerà dopo sempre Giulia, in questi tipi di ambienti. Non ci sono, non è detto che non ci siano piante legate all'acqua. Altra cosa, cambia l'ambiente radicalmente quando viviamo sul fondovalle. Questo tagliamento col mezzo lo riconoscerete. L'ampio, il letto diventa ampio, con ghiaie profonde, l'acqua scorre entro lame, non è un flusso continuo che va da una parte all'altra dell'albero stesso, almeno che non ci sia una piena notevole, che ha un significato importante per l'ecologia. Le piene a cui sono soggetti i torrenti di montagna, anche se è fiume tagliamento in questa, dal punto di vista fisionomico è un torrente in questa fase della sua vita idrologica, diciamo così, è un ambiente importante, dicevo, per le piante, la presenza di queste ghiaie. In caso delle piene, essendo un torrente, si riempie completamente. Le piene hanno un significato notevole per l'apporto di materiali, per tutta la dinamica ambientale. Vedete che in questo caso la vegetazione acquatica, la vegetazione può installarsi, ma non è detto che siano piante per forza di cose acquatiche, anzi molto spesso in questi torrenti si trovano piante che vivono su ghiaioli. E come mai sono lì? Perché le vicissitudini idrologiche, diciamo, dell'ambiente vengono trascinate a valle, i semi vengono trascinati a valle le piante e le possono trovarsi a una altitudine più bassa. Chiaramente tra le Alpi sappiamo bene non ci sono solo le acque correnti, ci sono anche acque ferme e abbiamo qui i principali laghi alpini, Fusine e Preti sostanzialmente. L'acqua ferma è un ambiente diverso dall'acqua corrente. Sì, è sempre acqua. Qui le acque dal punto di vista idrologico probabilmente si assomigliano, ma il tipo di ambiente, di ecosistema che va a instaurarsi è molto diverso da un fiume. Le piante, ancora una volta, in questi tipi di habitat, le piante legate all'acqua acquatiche, stanno sulle rive. I laghetti glaciali, altri ambienti favolosi del Friuli. Il lago Polaia, conoscerete, il lago Montagna, il famoso lago Montagna. E poi abbiamo una serie di habitat di acque ferme. Io li chiamo stagni alpini, quello è il laghetto dei Tritoni sopra la Sella Sondonia, vicino al Rifugio Greco. L'altro è il lago Torondon del gruppo del Monte Crospis, piccoli, occasionali nel senso che ci passiamo vicino coi sentieri, dipende dall'escursione che abbiamo scelto di fare, ma dal punto di vista floristico e botanico questi sono molto più importanti degli habitat di cui vi ho parlato prima, perché arricchiscono con la loro presenza la biodiversità del luogo, permettendo la vita a specie che non stanno in che hanno bisogno di acqua, ma non troppa come quella di un torrente che mi porta via tutto, o un'acqua profonda come il lago di Fusine. Hanno bisogno di quest'acqua moderata, non tanto profonda, e allora possono addirittura sporgere dal pelo dell'acqua. Dopo vi parlerà Giulia più in dettaglio di queste cose, o le pozze d'alpeggio.
pozze d'alpeggio, io le ho chiamate pozze temporanee, perché dipendono sostanzialmente dalle acque meteoriche. Ce n'era una bellissima, e la fu, al lago da Casal di Lanza, è sparita per la siccità. Era comunque, ecco, sono una via di mezzo tra ambiente naturale e un ambiente antropico. Quella del Casal di Lanza l'ha rapportata perché non c'è acqua al Casal di Lanza, viene portata da più in alto, ma l'uomo in questo caso riesce a creare degli habitat molto interessanti da un punto di vista faunistico e da un punto di vista floristico. O le torbiere, queste sono naturali, questa è la torbiera del Casal di Lanza, anche questi tipi di ambiente che siamo costretti a evitare quei sentieri per forza, altrimenti ci bagniamo in piedi, perché sotto l'erba chiunque abbia trovato di approcciarsi a questi ambienti si accorge che si va dentro con gli scarponi, ci si bagna i piedi bene e non male. Ma sono ambienti che da un punto di vista floristico hanno un interesse notevole. Io vi ho messo, perché il tempo è ovviamente tiranno per non parlare degli altri, io vi ho messo questo esempio, o questo è il Passo Tramolo, sono zone umide sul Monte Matrice nei dintorni del Passo Tramolo, ma possiamo citare anche la torbiera Schicchizza, per esempio, che è un biotopo favoloso del Friuli, vicino a Tarvisio. Sono molto diffusi, più del torrente per forza, lo vediamo, il lago Russe-Biel, no? Lo vediamo. Questi ambienti che quasi ci disturbano perché ci bagniamo, no? Se camminiamo. Da un punto di vista ecologico e botanico sono molto interessanti. Io idealmente, come vi ho detto, sto procedendo verso la pianura, arriviamo a quello che è il bordo delle zone montuose, in questo caso l'area prealpina, la zona prealpina del Friuli. Io vi ho messo dolci pendii ricoperti da boschi, perché vedendoli anche da Udine, da queste pressioni, qua siamo sopra Aviano, chi è della zona riconoscerà, se non mi ricordo bene se sono sopra Forzus, qui siamo in zona del Cividalese, comunque se fosse Quarnano che era il Chiappon, e abbiamo questi pendii dolci sì loro, ma sono scavati profondamente nei settori dove i principali fiumi alpini escono in pianura e segnano questo territorio con la loro presenza di acqua. Io però vi presento due, chiamiamoli secondari anche qui, torrenti. Quello è il Rio Muie, vicino a Pofatro, l'altro è il Cornapo, vicino a Udine, siamo sopra Nimis. Perché presento questi due, non il tagliamento, non il natisone, perché li vedremo dopo? Perché questi torrentelli sono un ambiente particolare. Quando io ho studiato, vi dicevo, più gli insetti che le piante, ma potremmo sovrapporre le cose, perché c'è una differenza dal punto di vista faunistico e dal punto di vista floristico rispetto alle zone interne delle nostre Alpi. Intanto qui la temperatura mediamente più alta, siamo già vicini alla pianura, l'altitudine più bassa rispetto a Tarvisio, rispetto alle zone interne della Carnia. E vi invito a guardare quel colore brunastro, e quelle sono alghe unicellulari ancora una volta che danno questo, per pensato al tagliamento dove esce in pianura è bianco. È un'altra tipologia ambientale. Chiunque può fare queste osservazioni camminando in montagna o anche in pianura, si pongono queste cose perché ci sono queste differenze per un insieme di dettagli ambientali, fisici, climatici, certo, ma hanno un significato notevole per chi studia. Ecco, in queste zone prealpine, chiamiamole così, troviamo anche delle acque ferme. Queste pozze che io ho definito ancora temporanee, anche se possono durare mesi, come questa qua sull'altipiano di Monte Prato, per esempio. Perché temporanee? Perché se non piove, chi porta l'acqua? Queste qua non hanno un ruscello che le alimenta, sono alimentate sostanzialmente dalle acque meteoriche. Anche queste si può scorgere la presenza di un muretto, si vede, si intravede qualcosa, c'è anche la mano dell'uomo, perché per conservare l'acqua, se siamo in una zona dove non c'è un'acqua, perché c'è il Friuli, il Carso sappiamo vicino a Trieste, ma fenomeni carsici sono diffusi in tutto il Friuli, e se chi vive sull'altipiano in Monte Prato ovviamente ha bisogno dell'acqua, se non scorre, se non arriva, bisogna conservarla.
E l'ingegno umano ha creato questi habitat, lì si vede qualcosa di verde, ci sono piante acquatiche a livello di questa forza, piccole, sparse sul territorio, ma molto importanti dal punto di vista ecologico e botanico, diciamo. I fiumi che arrivano in pianura. Allora, troviamo questa situazione di letto ampio con ghiaie, acque non molto profonde, il tagliamento all'uscita di Bordano, all'uscita in pianura. Ma il natisone ha un altro aspetto, pur avendo un comportamento analogo, esco fuori dalle montagne, scusate se dico anche delle cose molto semplici, molto banali, ma qui siamo a Purgesimo, il natisone è tutt'altro ambiente, qui la profondità dell'acqua arriva a 3-4 metri, si va a fare il bagno tranquillamente d'estate. È un ambiente, un habitat diverso. Sempre in questa bordo, diciamo, dove le montagne, dove c'è l'incontro tra montagne e pianura, troviamo anche degli interessanti invasi lacustri, il lago di Cornino e il lago di Cavazzo, per esempio, non si può non citarli. Il lago di Cavazzo è il principale della regione, il lago di Cornino non serve che ripeta la sua importanza estetica, diciamo. Sono ambienti di un'importanza notevole per la vegetazione. E la fascia collinare, allora, alture poco elevate coperte da boschi. La caratteristica che le accomuna, secondo me, è proprio questo fatto di pendii dolci, poco elevati, che al loro interno conservano degli habitat di acqua non indifferenti. E perché ho messo fasce collinari e colline moreniche? Perché, dovendo un po' stringere, non ho dedicato una parte specifica al Collio, che è un altro ambiente estremamente interessante, ma è comunque una fascia collinare del Friuli, origine geologica diversa dalle colline moreniche. Ma al loro interno questi tipi di queste aree geografiche conservano degli habitat acquatici non indifferenti. Questo per esempio è il torrente Cormor a Colloredo, tra Colloredo e Ara, e quello è il torrente Ravia a Monte di Moruzzo, su Martignato, per la Gioia Ridegna. Sono ambienti molto interessanti. E chiaramente non si può non citare il lago di Radogna. È legato, io ho messo fenomeni glaciali, anche questo è dovuto a quanto accade quando i ghiacciai abbandonarono il Friuli, ma crea un habitat che tuttora è di un'importanza notevole. Oppure, ancora una volta, al di là degli ambienti, diciamo, più eclatanti, un fiume, un torrente, il lago di Radogna, il lago di Cavazzo, questi piccoli ambienti, questi piccoli laghetti, come il quadro di Moruzzo, Taluse di Borgo Pedoraro, o lì, per esempio, il laghetto di Campello, hanno un interesse notevole perché creano questi ambienti acquatici in mezzo al territorio che arricchisce ancora una volta la presenza floristica non indifferente. Purtroppo ho messo escavazione e la mano dell'uomo fa il suo. I quadri, come raccontava mio papà, erano dovuti all'escavazione fatta nel secolo scorso per ottenere materiale da torba o altro, o le spazzole di quadri, diceva mio padre, gli spazzoloni per pulire per terra con le radici, guarda caso, delle piante, in una zona che comunque è umile, ricca d'acqua, e si sono create queste pozze. Qui io giravo una trentina di anni fa, si vedevano proprio i quadri, i rettangoli, qui sono intervenuti con le ruspe, ho letto in giro, e hanno creato questo stadio. Bello lui, ma è stato modificato rispetto a una situazione precedente e ha conseguenze. I tempi sono stretti, devo saltare tutta quella che è la parte legata all'altro. Cioè l'uomo cosa fa? L'uomo interviene su questi ambienti, certo, con modifiche che hanno influenza sulla vegetazione e anche sulla fauna. Arriviamo all'alta pianura, è un territorio intensamente coltivato ma arido, larghe duraise per bagnare, e come sappiamo bene sono necessari interventi irrigui. L'alta pianura non ha acqua, è attraversata dai principali fiumi della regione, il tagliamento in questo caso che ha un alveo ampio, sotto i piedi c'è uno strato di ghiaia di centinaia di metri di profondità, dove tutta l'acqua che arriva dalle Alpi va sotto il subalveo.
e in superficie scorrono delle lame d'acqua piccole tutto sommato rispetto a quello che è l'alveo del fiume, ma fiume fino a un certo punto il tagliamento conserva un carattere di torrente fino all'altezza fino alla Valle di Varmo, fino alla bassa pianura, fino quasi alla Pisana, fino a Ronchis, diciamo, dove ci sono le risorgive, no? Vediamo per un momento. Però in questi habitat ariosi che perdono facilmente l'acqua dopo una pioggia intensa, per che torni, no? Come in questo caso, spuntano delle piante interessanti immediatamente. Quasi fosse, che so, un deserto, no? Un ambiente molto particolare. E l'acqua per l'irrigazione, è utile dove ha l'acqua. Le rocce scavate ai tempi del patriarcato o l'edra in su successivamente, altrimenti non c'è acqua. Tutto quello che ho detto però la natura ci contraddice. Per la SAF questo penso sia molto importante, la palestra di roccia di molti arrampicatori friulani, la fauna del Natisone tra Premariaco e Leproso, siamo in piena pianura, ma si crea questo verdon friulano, io lo chiamavo, c'è questa fora meravigliosa, con acque profonde, addirittura arriva a una decina di metri, mi dicevano, chi se ne intende, tra all'altezza di Firmano, se non sbaglio, imparato a nuotare io qua per esempio, o perlomeno non a negare, ma dopo i furori giovanili dedicati allo sport così di attività ludiche ho visto l'importanza che ha proprio per le piante e per la fauna. Ci sono piante incredibili sulle rocce di questa fauna. È un habitat diverso rispetto a quello che dovrebbe esserci, rispetto a quello che vediamo in altri settori dell'Alta Pianura. Il Friuli veramente è un mosaico. Ecco la dimostrazione del mosaico. Quando arriviamo a quella fascia delle risorgive che va dai piedi dell'altipiano del Cansiglio, qui nella zona del Sacilio dove nasce il fiume di Venza, fino a Monfalconese, alla zona di Monfalcone, abbiamo questa linea dove anche andando semplicemente con l'auto, come faccio io quasi ogni volta che vado giù a casa mia, si vede arrivando all'altezza di Codrogo il cambio di colore della terra, da un bruno marron rossiccio a monte, che è quello dell'alta pianura, a un colore più grigiastro nel giro di 100 metri, di qualche centinaio di metri, non di più, perché cambia il terreno. Dalle ghiaie dell'alta pianura passiamo alle argille della bassa pianura. E allora tutta l'acqua che è scomparsa prima in Subaldeo dalle Alpi, eccola che risorgive, risale in superficie e crea degli ambienti d'acqua meravigliosi semplicemente. Troviamo sorgenti in pianura, sorgenti che vengono chiamate tuttora colle. Ci sono, non ci sono, in parte sono rimaste, come qui siamo al biotopo di Zarnico, vicino a Primignano, Flambruzzo, scusate, dalle quali nascono le rocce. Le numerose rocce che segnano la bassa friulana sono tuttora un elemento di pregio del paesaggio, al di là oltre alla loro importanza floristica e zoologica, ma hanno un'importanza estetica secondo me notevole per la bassa friulana. Quante ne rimangono? Dipende, perché la pianura è stata bonificata per scopi agricoli. Per esempio, le bonifiche di Mortegliano hanno creato campi. Bene o male? Insomma, se si è mangiato in Friuli bisogna ammettere che l'agricoltura ha avuto una sua funzione, è innegabile. L'importante è arrivare però a fare delle azioni di conservazione, perlomeno nelle parti più importanti del territorio, cosa che la Regione ha già fatto con l'istituzione dei biotopi. E dalle rocce di risorgiva si forma il fiume di risorgiva. È un fiume di pianura, io ho messo epipotermal, ma anche il tagliamento all'epipotermal, dopo termini tecnici, scusate qualche termine tecnico devo usarlo, ma è diverso, si vede la differenza. Questa è l'ostella all'altezza sempre di Flambruzzo, si vedono le piante, queste sì sono piante acquatiche sommerse, vere e proprie, ma nei fiumi di risorgiva, non nei fiumi di origine alpina come il tagliamento di Isonzo per esempio, o il Natisone, e questo è il fiume di Venza all'altezza di Pruniera. Ancora una volta, fiumi bellissimi, rocce ottime, ma questi habitat dal punto di vista floristico, questi
acquitrini, queste zone umide, questo biotopo di Flambro, sono di una importanza botanica eccezionale. Io direi, non solo a livello regionale, secondo me, andiamo oltre. E adesso cosa c'è qui? Questa è una foto di 2 anni fa. Sono tornato l'anno scorso a giugno-luglio, mi veniva e diceva, l'acqua non c'è più, la siccità l'ha completamente disseccato. Qui non resta che sperare che le cose tornino a cambiare. Il fiume, quando arriva al mare, cambia ancora aspetto e arriviamo al fiume di pianura, come questo tagliamento, l'ambiente cambia rispetto a quello che vedete prima, o addirittura vicino alla foce. Siamo alla prossimità della foce qui e cosa cambia? E quello di cui si sente parlare è terribilmente adesso, l'influenza del mare con la salinità. E le piante è come se è importante qui. Qui sono dalla parte di Bibbione, vengo sconfinato in Veneto, ma penso che molti sappiano che qui c'è la zona del faro di Bibbione, che è un habitat di un interesse botanico eccezionale, meno male che sono riusciti a salvarlo, anzi, dai progetti di costruzione di strutture balneari, qui ovviamente da questa parte, adesso la parte di Lignano Riviera, scusate, prego. Sì, Riviera. Sì, Riviera, no? Ecco. E la costa? A ridosso della costa abbiamo questo ambiente che io ho chiamato dolce salato, la laguna, e acqua salmastra. Il mio carissimo amico Glauco Di Cario mi diceva, purtroppo è venuto a mancare da poco, mi diceva no, non è acqua salmastra, è acqua a salinità variabile la laguna. E vabbè, e no, cambia perché è influenzata dalla marea la laguna. In fase di alta marea la salinità aumenta, in fase di bassa marea prevale la corrente del fiume e la salinità si abbassa. Questi fenomeni hanno un'importanza notevole per la vegetazione che va a instaurarsi su queste barene, gli isolotti che stanno in mezzo alla laguna, per non parlare dell'importanza faunistica, avifaunistica, no? E arriviamo ultimo, ma anche qui meriterebbe un'ora solo il caso di cui parlarne, zona priva di acque. È il momento. Povera di acque superficiali per il noto fenomeno carsico, ma quella che c'è crea un ambiente, ancora una volta anche qui sono ambienti incredibilmente interessanti. La dolina di Percedol è questo torrente Rosandra. L'area balcanica, perché la metto? Perché chi studia, chi va ad approfondire la fauna, si accorge facilmente quante specie di origine balcanica ci sono in questa zona. Per il settore di mio interesse, anche se parliamo di piante stasera, sono costretto a citare, ma anche per le piante abbiamo esemplari di flora che viene dai Balcani. C'è una via di penetrazione e il Friuli può vantare la presenza di specie di origine balcanica che nel resto d'Italia non ci sono. Quindi immaginate l'importanza anche di tutelare questi ambienti. Vi ringrazio e lascio la parola a lui. Siccome il nostro libro non ha un fondamento scientifico ma divulgativo, no? Nel senso che noi lo facciamo per le persone che camminano con noi, e in questo caso lui vi ha dato un esempio perché quando camminiamo facciamo in modo che le persone che camminino con noi guardino con occhi diversi quello che vedono. Quindi non è scientifico e divulgativo in questo senso, per cui la speranza è che una volta, quando facciamo queste cose, la gente veramente poi esca e impari a guardare le torbiere, che sono questi angoli nascosti, e che le veda, perché effettivamente a volte o si vedono, non si sa cosa sono, oppure proprio non si vedono proprio, no? E quindi questo è il nostro scopo. La scorsa domenica c'era una coppia che è venuta credo la prima volta con noi ed eravamo davanti a questa pietra piena di conchiglie che vi ha fatto vedere prima Marco, e lei mi ha guardato e mi ha detto: non guarderò mai più i sassi con gli stessi occhi dopo l'uscita di oggi, no? Perché proprio questo è il nostro scopo,
cercare di vedere delle cose con occhi nuovi, perché le abbiamo lì da sempre. E adesso vi lascio la parola alla Giulia, che fa una breve descrizione e ci racconta come fanno le piante a vivere in questi ambienti, come si sono adattate magnificamente a questi ambienti difficili, perché come ha detto Fabrizio sono proprio ambienti difficili. Bene, parto subito mostrandovi come è dentro il libro. Allora, intanto abbiamo deciso di dividere le piante in base al colore dei fiori. Quindi la prima parte sono i fiori quelli senza perianzio, quelli senza corolla. Poi sono stati messi i fiori cioè le piante con i fiori bianchi, quelle con i fiori gialli, quelle con i fiori fucsia, violetto, rosso e quelli azzurri, mentre l'ultima parte sono state messe tutte le piante che non si riproducono con i fiori, quindi non fanno i semi, ma si riproducono con le spore. Quindi abbiamo deciso di mettere proprio le piante, suddividerle in base a queste caratteristiche. All'interno del libro non tutte le piante presentano un box delle curiosità, ma tutte le piante possiamo vedere che la parte alta comunque sono state messe delle foto prese dal portale che vi spiegherà dopo Andrea, e con una breve descrizione sempre presa dal portale Diades. Come dicevo, non tutte le piante hanno curiosità, ma quelle piante che hanno curiosità abbiamo deciso di mettere curiosità per quanto riguarda le piante che vengono anche utilizzate a scopo alimentare, farmaceutico, oppure piante da cui deriva l'etimologia del nome, oppure se c'è una leggenda legata alla pianta, oppure caratteristiche botaniche molto importanti e magari particolari. E quindi questi sono alcuni esempi di come si presenta il libro al suo interno. Io mi sono occupata della botanica e ho deciso di dividere le diverse piante, cioè la parte botanica, in base alle foglie, quindi le caratteristiche principali delle foglie, al fusto, alle radici e ai fiori. Le piante acquatiche possiamo dire che sono piante con caratteristiche estremamente variabili, perché come abbiamo visto, in base alla tipologia di ambiente, anche la pianta si adatta in maniera diversa e quindi le sue caratteristiche morfologiche saranno diverse e soprattutto saranno in funzione dell'ambiente in cui ci troviamo. Quindi partendo dalle foglie possiamo dire che le foglie sono estremamente variabili, quindi sia la forma ma soprattutto vediamo che anche in questo caso a sinistra troviamo foglie che si sviluppano sul pelo dell'acqua. Sono foglie, questa qua è la pianta morso di rana, ma ad esempio pensiamo a quella della ninfea, è una foglia che si sviluppa a pelo dell'acqua. Invece sulla destra vediamo delle foglie estremamente frastagliate, quindi non con una lamina espansa, e questo è dovuto al fatto principale che le piante che sono sommerse, quindi che vivono sempre al di sotto del pelo dell'acqua, hanno adattato questa caratteristica principale per far sì che la corrente o comunque se ci sono dei corpi all'interno del corso d'acqua non vadano a lacerare la foglia. Quindi questa è una delle principali caratteristiche che troviamo per quanto riguarda le foglie. Un esempio è la ninfea che tutti conosciamo, e questa pianta presenta sulla pagina superiore della foglia, quindi la parte più alta della foglia, delle sostanze cerose, sostanze che servono proprio per rendere la foglia idrorepellente, quindi per far sì che l'acqua scivoli direttamente sopra la foglia e non rimanga al di sopra della foglia. Perché? Perché le piante acquatiche hanno il problema di assorbire l'ossigeno, e se pensiamo alla ninfea, l'unico punto, comunque la parte di pianta che serve dove riesce a assorbire l'ossigeno è la parte superiore della foglia. Quindi il fatto che ci sia acqua sulla superficie della foglia va a impedire alla pianta di assorbire l'ossigeno, quindi è fondamentale che la foglia sia libera e non ci sia acqua, e questa la troviamo nella ninfea ma anche in tantissime altre piante. E un altro esempio è ad esempio la castagna d'acqua, sempre una pianta natante, quindi che si sviluppa con le foglie sul pelo dell'acqua, e possiamo dire che un'altra caratteristica molto importante che presentano tante piante acquatiche è la presenza di un tessuto aerifero. In questo caso il tessuto aerifero è presente sul picciolo della pianta, cioè della foglia. Qui è un tessuto parenchimatico che ha funzione di riserva. Solitamente se pensiamo
pensiamo a un tessuto parenchimatico è quello di riserva di sostanze nutritive come l'amido. In questo caso le piante vanno a fare una riserva di gas atmosferici che gli servono sia per respirare, quindi per portare avanti tutti i processi biologici, sia per galleggiare. Quindi abbiamo visto la pianta di prima presenta questo tessuto proprio per far sì che la castagna d'acqua o tantissime altre piante riesca a galleggiare sul pelo dell'acqua. Invece questa pianta molto caratteristica, che è l'Eurovescica minore, presenta questo tessuto parenchimatico aerifero all'interno di queste vescichette. Quindi sono vescichette in realtà che sono vuote, ma non hanno solo il tessuto parenchimatico aerifero all'interno di queste vescichette, ma un'altra caratteristica e peculiarità di questa pianta è che queste vescichette, se si avvicinano a un insetto, è come se fosse una pianta carnivora, quindi riescono a prendere l'insetto e sfruttare gli elementi nutritivi per il suo sviluppo. Per quanto riguarda le radici, invece, possiamo dire che anche qua abbiamo una variabilità molto elevata. Ci sono piante, come vedremo dopo, che hanno le radici ma non sono ancorate al substrato. Quindi un esempio è la lenticchia d'acqua, che presenta queste vescichette, cioè queste radici molto molto piccole e non raggiungono neanche 1-2 centimetri, e sono piante che non sono ancorate al substrato, quindi galleggiano all'interno del corpo idrico e si spostano con le correnti. E queste radici servono semplicemente per l'assorbimento degli elementi nutritivi. Invece tante altre piante, come abbiamo visto prima la ninfea, ma in questo caso abbiamo la canna domestica o pensiamo alle cannucce di palude, possiamo dire che hanno un apparato radicale molto importante, sarà un apparato radicale fascicolato fintonante che serve sia per l'assorbimento degli elementi nutritivi sia per l'ancoraggio al substrato. Inoltre alcune piante, come in questo caso, presentano un fusto sotterraneo modificato che è il rizoma, che ha la funzione principale di quello di andare a immagazzinare gli elementi nutritivi, quindi principalmente l'amido e gli zuccheri che servono alla pianta la stagione successiva per vegetare. E questi sono alcuni esempi di apparato radicale. Per quanto riguarda i fiori, invece, possiamo dire che le piante acquatiche sì, hanno anche loro dei fiori anche molto vistosi, pensiamo alla ninfea. Sono fiori che servono principalmente per fare la riproduzione, quindi vanno ad attirare gli insetti, far sì che vengano impollinati e poi andare a seme, quindi favorire la riproduzione della pianta. Ho portato 2 esempi, uno è la caldapalustre, pianta con fiori estremamente appariscenti che servono principalmente per andare a attirare gli insetti. E all'opposto, una pianta che invece non ha un fiore appariscente ma sfrutta il vento, quindi l'impollinazione anemofila, è ad esempio l'eliotro, quindi una pianta che presenta questi pennacchi molto caratteristici che servono sia per regolare la temperatura all'interno dell'infiorescenza sia per favorire la disseminazione del seme, quindi per far sì che comunque il seme si propaghi sull'ambiente e la pianta riesca comunque a vegetare. L'ultima parte del libro abbiamo messo gli epizeti, quindi ci sono inserite 4 specie diverse e sono comunque piante legate ad ambienti umidi, alcune che vivono anche di più vicino all'acqua, e sono caratterizzate dal fatto che presentano 2 fusti, un fusto fertile primaverile, che sarà quello che darà origine quindi a queste strutture che portano gli sporangi, quindi il fusto fertile, che poi dopo la fecondazione andrà incontro al disseccamento e nascerà il fusto fertile, il fusto sterile, scusate. Fusto che è quello che vediamo sempre noi, quello verde, che serve principalmente per fare la fotosintesi clorofiliana e quindi far sì che la pianta riesca a immagazzinare tutte le sostanze nutritive all'interno del rizoma sotterraneo, quindi di un flusso di riserva, e far sì che la primavera successiva la pianta riesca di nuovo ad andare a fare questo fusto primaverile che porta alle strutture riproduttive. Con questo io ho finito la parte delle piante. Ci sono tantissime altre piante estremamente belle, estremamente varie e, come abbiamo visto, estremamente che si adattano tantissimo all'ambiente in cui si trovano. Quindi piante più sommerse, piante meno sommerse, quindi piante natanti oppure piante emergenti. Però sempre
sempre legate all'ambiente acquatico. Anche Giulia, così come nei testi, si è espressa in modo molto, come dicevo prima, divulgativo e non scientifico, perché a noi diciamo che ci interessano le curiosità, no? Non tanto proprio tutte le specifiche scientifiche. Adesso invece diamo la parola ad Andrea, perché come vi dicevo prima noi abbiamo scelto una piccola parte di piante, ma in realtà il progetto Driades è un enorme contenitore che diventa sempre più grande, perché il professor Nimis non si ferma mai, no? Infatti adesso l'ultimo capolavoro è la catalogazione dei licheni, no? Ecco, quindi ha pure catalogato tutti i licheni, e quindi non so se ha già finito, se sta finendo. No, è lì con ansia. Ecco, si deve fare prima di andare in pensione. Sì, è fatto che deve andare in pensione, quindi è privilegio, perché è bello di concludere la sua carriera con qualcosa che... Andrà in pensione avendo catalogato anche tutti i licheni che ha trovato qua in regione. Comunque Andrea adesso vi farà vedere brevemente come si accede al progetto Driades, a questo enorme contenitore, perché chiaramente noi non abbiamo messo tutte le piante, né nel libro delle piante commestibili e neanche quelle d'acqua, altrimenti avremmo fatto la Treccani, no? Però adesso lui vi insegna come andare a cercare tutte quelle piante che non trovate nel libro, ovviamente. Bene, ecco qua, questo è il progetto Driades, è un progetto, lo chiamo contenitore, come un armadio che contiene diversi prodotti che sono il frutto di anni di lavoro e di progetti internazionali che sono stati, diciamo, organizzati, gestiti dal Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste. Quindi l'Università di Trieste ha avuto questo ruolo coordinatore che ha diciamo, messo insieme diverse istituzioni europee e i progetti che poi si sono conclusi, che si sono avvicendati con altri, e praticamente il frutto è raccolto in questo contenitore che si chiama il progetto Driades. Ecco, il nome Driadi erano le ninfe delle piante, erano delle ninfe, scusate, che vivevano nei boschi, e una parte di queste ninfe driadi appunto erano le amadriadi, addirittura l'esistenza di una ninfa era legata a quella di un albero, quindi quando noi abbattiamo un albero muore la ninfa. E quindi questo naturalmente ho dovuto pensare a un nome che fosse, diciamo, pertinente, e sono soddisfatto di questa scelta, perché l'unico competitore di questa, diciamo, quando si cerca in internet Driades, appunto, è uno stabilimento termale in Francia e un design di mobili, quindi insomma, esatto, no, quindi sono quelle volte in cui si è soddisfatti. Allora, quindi Driades, ecco, e quindi basta scrivere Driades in internet e accedete a questo sito, è il primo che... Nel dubbio potete scrivere Driades UNITS, quindi l'Università di Trieste, ma generalmente basta a Driades. Quindi questo è un contenitore, dicevo, che raggruppa diverse tipologie di prodotti, tra virgolette, prodotto è un termine che sembra qualcosa che si debba pagare per accedere, invece sono diciamo, è rivolto a chiunque, quindi tutto è libero, le mie foto possono essere utilizzate per qualsiasi utilizzo perché sono di libero accesso. Ecco, quindi diciamo che ci sono 3 tipologie di prodotti all'interno di questo portale. Sono appunto delle guide interattive per l'identificazione di piante, funghi, licheni e animali come farfalle e pesci, per esempio, quindi guide interattive. Poi abbiamo degli archivi fotografici ed infine delle banche dati. Adesso rapidamente facciamo questo piccolo viaggio all'interno del sito in cui spazieremo tra queste 3 tipologie. Allora, cominciamo con le immagini. Ecco, allora, qui vedete in alto immagini
Quindi cliccando vedete due, ma presto saranno tre, due icone oggi. Allora, il primo è il nuovo cercapiante, che è un grande archivio in cui accediamo immediatamente, così vediamo come funziona. Quindi abbiamo 21.000 al momento, perché poi è un archivio che si aggiorna in continuazione. Abbiamo quindi delle schede iconografiche di quasi 22.000 specie, per un totale di più di 229.000 immagini. Quindi sono schede con all'interno diverse foto dalle diverse parti. Gli utenti di questo sito spesso sono case editrici o persone che organizzano mostre, perché hanno bisogno spesso di foto di dettagli che è difficile trovare, insomma. Ecco, come funziona? Allora, cerchiamo per esempio le persone che non conoscono i nomi scientifici possono scrivere nel nome comune il nome che gli viene in mente. Per esempio, prima pensando, è venuto in mente mio nonno che aveva sempre conservazione Capperi, poteva dire Capperi, chissà perché. Allora scriviamo Cappero, vediamo cosa viene fuori, perché c'è con le banche dati spesso si arriva a dei risultati sorprendenti. Questo perché? Adesso vediamo assieme. Ecco qua, abbiamo il cappero, però stranamente salta fuori. Abbiamo i tre capperi che abbiamo in Italia e poi stranamente vediamo una pianta acquatica, una ninfea scusate, una ninfea alba, qua addirittura una passiflora e poi addirittura sotto una ruderale che abbiamo anche in regione, che è la reicandia. Insomma, questo perché? Perché quando si cerca una foto utilizzando un nome volgare, scava anche nei nomi regionali, nei nomi diciamo in uso in certe parti d'Italia, che comprende la parola cappero naturalmente. In effetti in molte parti d'Italia, scusate se vado su e giù, la Nufarlutea è chiamato cappero d'acqua. E quindi, allora, è per quello che avete qua. E quindi qui avete anche un elenco dei diversi nomi regionali, molti dei quali estinti. In effetti ho trovato questi nomi su dei vecchi libri, quindi può darsi che questi nomi non esistono più, quindi è bello un po' fissare anche il nome. Per esempio in Friuli si dice, non so, poi potete confermarmi, sono forestiero, come avete capito. Allora c'è la Cocciarate, vi risulta che si chiami così ancora adesso? Cocciarate, io l'ho copiato come ho trovato nel vecchio libro, era della fine 800 il libro, quindi è probabile. Quindi questo, diciamo che a me piace l'idea di fissare una cosa che si perde, naturalmente chissà che uno non utilizza, forse non si utilizza più questo. Come scompare l'ambiente, purtroppo scompare. Ecco, comunque questo è un po' un pretesto per entrare e vedere che insomma ci sono diverse foto di diverse parti della pianta, così come l'ambiente. Questa la trovate in effetti negli stagni, quindi acqua stagnante, appunto. Per esempio questa qui l'ho trovata, questa fotografia qui, qui andiamo già in Veneto, però diciamo sono ambienti sì naturalmente anche in Friuli. Questo è un laghetto vicino al corso del Sile, che è un fiume di risorgiva nel Veneto orientale. Ecco qua, allora come al solito, vabbè, penso che si vada. Come si fa a tornare nella... ecco, scusate. Ecco qua, allora, tornando al cappero, allora, poi naturalmente entriamo dentro, ecco, il più diffuso è il cappero orientale, Cappero orientalis, che è una di quelle piante, diciamo che da sempre, la pianta mediterranea è presente da sempre nel nostro territorio, anche in regione, quindi è autoctona, una pianta autoctona, sebbene abbia un sapore un po' esotico, eppure è sempre stata presente in regione. E questo è un po', quindi vedete che fotografa una pianta, insomma, sia il suo portamento, i fiori, le foglie. E qui vorrei soffermarmi su un aspetto che ho trovato interessante delle piante. Allora noi parliamo delle piante, giustamente, insomma, come un elemento della natura, però sono un elemento essenziale del paesaggio culturale. Cos'è un paesaggio culturale? Un paesaggio che nel corso dei secoli, in un determinato spazio geografico,
diciamo, ha assunto un valore culturale profondo, identitario. Come si forma un paesaggio identitario? Si forma in diversi modi, sia nella nostra memoria collettiva, oppure anche nell'arte stessa. Per esempio, per secoli si è sviluppato il mito del paesaggio italiano, e alcune specie sono parte, cioè questo paesaggio è stato descritto dagli autori, è stato sia italiani che stranieri, spesso sono gli autori stranieri che hanno mitizzato un paesaggio, e noi abbiamo imparato, dopo magari vediamo insieme rapidamente, come abbiamo fatto in modo che gli stranieri venissero accontentati nella ricerca, nella loro immagine dell'Italia, insomma. E quindi questo paesaggio culturale si forma anche soprattutto, direi, visto che si tratta di un paesaggio, di qualcosa di visibile, si forma nell'arte, nella pittura, per esempio. In effetti la pittura del paesaggio è una cosa molto interessante, anche se poco studiata. Forse sarà l'occasione di una piccola, magari, incontro in cui si parlerà, farà una piccola parentesi. Ecco, questo il paesaggio tipico italiano, l'Italia anche a livello regionale, abbiamo visto la Friuli, diversità straordinaria di paesaggi, quindi immaginiamoci per l'intero paese. Però il paesaggio culturale, il mito del paesaggio italiano, in qualche modo è frutto di una elaborazione intellettuale un po' artificiale, che però è diventata vera. Cioè nel 600, anzi fine 500, inizio 600, è stato inventato il paesaggio arcadico, inventato da alcuni pittori bolognesi, per esempio Annibale Carracci, però attivi a Roma, che è un centro culturale fondamentale a livello occidentale, e quindi hanno cominciato per la prima volta a dipingere un panorama, un paesaggio che non è più secondario, non è più uno sfondo per la Vergine, per una sacra conversazione come presso i Veneti, oppure di una scena pastorale in sé, ma gli umani sono secondari per conto del paesaggio, e questo paesaggio aveva delle caratteristiche proprio perché, prima di tutto, caratteristiche materiali, nel senso con alcune specie riconoscibili, tra i quali il nostro capro che penzola da tutte le parti. Dopo vediamo delle foto fatte pochi anni fa, che però sanciscono l'eternità di un paesaggio italiano che è in pericolo, perché però resiste stranamente. Quindi dicevo, questo paesaggio, frutto di un'elaborazione artificiale che però è osservato dalla realtà. Infatti tanti hanno confrontato questo nuovo stile di pittura, che è quello paesaggistico, ad un sogno, perché sono paesaggi finti, perché siamo ben prima del canaletto che fa una cosa specifica, ma sono paesaggi finti, quindi inventati, però con elementi veri, piante vere, profili di montagne che sicuramente ci sono ma sono state schiaffate lì, un fiume che passa di lì che è uguale ad un fiume reale, che però quindi è un collage di cose vere, e quindi hanno confrontato a un sogno. Voi sapete che nei sogni succedono le cose più strane, però il nostro cervello elabora delle immagini che ha visto, quindi noi sogniamo delle cose concrete che abbiamo visto, però le ricostruiamo. E così nel paesaggio, nell'invenzione della pittura di paesaggio, abbiamo quindi questa situazione inventata, ma con piante riconoscibilissimi, che ora vediamo insieme rapidamente. Dimmi Andrea, dove i capri in Friuli? Allora, i capri, come vediamo qui nelle foto che ho messo, vedete come sono presenti, per esempio qua a Ravello. No, allora dove le trovate in città, perché hanno bisogno di delle pareti, caldo, per una pianta mediterranea, quindi hanno bisogno di questi microclimi che ripetono in qualche modo. Le trovate a Trieste? Sì, per esempio, se voi andate a Trieste, vuoi proprio vederlo, allora se hai fretta di vedere il Cappero, allora giro intorno al castello di Trieste, quello in alto. Quindi non Castello di Miramare, che comunque è anche lì, però lo trovi facilmente in grande abbondanza. Giusto. E quindi è il Castello di San Giusto, certo. E quindi vedete, allora io qui fotografando, qui ecco, questo qui siamo sulle mura duecentesche di Firenze, e qui vedete che
questi ciuffi sul muro è il tipico capro, lui pensa di essere su una parete rocciosa, qui lo troviamo sui laterizi del foro romano. Queste sono immagini queste sono cose che ha visto Goethe, sono cose che ha visto Nicolas Poussin, sono cose quindi che sono ancora, questa è una cosa interessante. Noi abbiamo giustamente siamo terrorizzati che il paesaggio naturale scompare, ma c'è il rischio che scompare anche il paesaggio culturale, quello in cui appunto le piante hanno una funzione fondamentale, perché sono un compendio fondamentale. Vi dico anche una cosa curiosa, è che proprio sensibile a questa cosa, a volte metto gli animali infestanti legati ad alla pianta, diciamo, oggetto di esame nella scheda, quindi abbiamo spero di estendere insomma il discorso. Ecco, una cosa interessante a proposito di questo discorso della biodiversità nelle città, negli ambienti antropizzati, è che molte città europee hanno cominciato, Parigi, Monaco di Baviera e Berlino per esempio, ma anche altre, di ridurre l'uso di disinfestanti, insomma. Quindi per fare in modo che vi sia questa diversità urbana che non è secondaria a quella rispetto alla campagna. E in Italia, naturalmente a Roma per esempio, questi scoop non ci sono, in effetti è una città con una straordinaria biodiversità, anche eccessiva, perché insomma però senza volerlo abbiamo anticipato i tempi, la nostra superficialità, così. Ecco, allora niente, torniamo, però adesso sto divagando. Senti Andrea, quindi in questo qui dentro trovi solo immagini? Allora, qui troviamo solo immagini che possono essere può essere considerato sia con nome comune, come ho appena fatto, nome scientifico, oppure come famiglia. Per esempio, volevo parlarvi di una cosa, di una novità, perché qui in Friuli, Venezia Giulia, abbiamo un nuovo ospite, che non è un ospite nel senso nuovo arrivo, una conseguenza secondo alcuni del riscaldamento climatico. Quindi dalla penisola italiana, ma non tanto dalla penisola italiana in questo caso, ma dalla penisola balcanica, abbiamo una nuova compagna di passeggiate che è la Barlia robertiana, che è arrivata, quindi risalendo, è arrivata in quel lembo, l'ultima propagine delle Tinaridi, che è il Carso Triestino. Quindi ha raggiunto il Carso Triestino e quello non falconese. Per il momento è bloccata dall'Isonzo. Quindi ecco, adesso vediamo così è un po' interessante. Devo andare alle orchidacee, qua nel momento devo cambiare gli occhiali. Allora, qui mi interessa farvi vedere, vede se qui, ecco, orchidacee. Guarda che sei toccato là. Ah, è vero, aspetta. Perché? Questo, no, io rimasto aspettate che tolgo il capo, perché sennò vado, ecco qua, dimentico. Allora, andiamo a orchidacee. Ecco, qui sono per farvi vedere che abbiamo sia le piante spontanee, le piante inselvatiche sono naturalizzate, quindi che sono fuggite dalle culture, e quelle che sono dal fiuraio, quindi di interesse commerciale. E quindi qui abbiamo un archivio molto esteso, quindi quando voi con il nome, quindi ricordatevi che quando scorrete ci sono diverse pagine, quindi se arrivate in fondo ricordatevi che c'è 1, 2, 3, quindi perché a volte ci si ferma. Quindi vi volevo far conoscere quindi la Barlia, che nei prossimi anni, se varca l'Isonzo, la trovate anche qui in Friuli, per il momento è limitata quindi alla Venezia Giulia, ed è, eccola qua. Allora, ed è una cosa buffa perché spesso le cose nascono dalla casualità. Allora, mi era giunta voce che era arrivata questo mostro qua, perché è un'orchidea veramente vistosa, perché raggiungere i 50 cm nei casi estremi, ed ha questa struttura, diciamo, a racemo serrato, con dei fiori abbastanza grossi, grandi. E come dicevo, quindi è risalita alla penisola balcanica, solo che era come un mito. Negli ultimi anni si parlava che è arrivata, non l'avevo trovata, allora preferivo non segnalarla.
come nuovo arrivo in regione. E qualche settimana fa mi ero un po' appartato per fare un pipì e casualmente ho trovato queste prediligono diciamo dei piccoli prati, una fascia, diciamo una pianta da mantello, quindi magari con degli arbusti qua e là, e quindi questa proprio si è trovata benissimo, si è ambientata nel Carso Triestino proprio alle porte di Trieste. E quindi proprio per dirvi come con lo strumento, con questo genere di portale si può intervenire rapidamente, appena l'ho vista l'ho inserita nella flora della regione, e quando fate, per esempio, potete identificarla, adesso non abbiamo tempo di identificarla, se volete la identifichiamo, però non voglio trattenervi più del necessario, però è ufficialmente, formalmente presente nella nostra regione, quindi da pochi, forse è arrivata, gira voce che sia qui da circa 2 anni, però io l'ho vista, ho certificato la sua, segnalandola a chi di dovere per inserirla, diciamo, nella flora, diciamo, di questa parte d'Italia. Allora, tornando, quindi abbiamo visto quindi il nuovo arrivo, adesso torno indietro, ecco qua. Quindi allora torniamo alla pagina iniziale, e quindi prima vi ho parlato di banche dati della biodiversità, e queste poi si possono accedere qui, questa è la checklist, e andate a Floritali. Quindi questo è un portale fatto in collaborazione con l'Università di Milano, ed è, a me piace pensare che è il portale che vede chi c'è e chi non c'è nella flora d'Italia, quindi i nuovi arrivi e purtroppo le partenze, quindi le estinzioni. In effetti, andando su cerca, andiamo ad Advanced. Ecco, vedete che abbiamo le varie regioni italiane e qui un posto dove dove dovete cliccare, adesso vediamo insieme. Allora, per comodità io aggiungerei sempre con immagini, perché è più interessante vedere le foto. Allora, andiamo nella nostra regione Friuli Venezia Giulia, e qui possiamo vedere, per esempio, quelle che sono le neofite della regione, le neofite o archeofite. Secondo una convenzione, le neofite sono le piante arrivate dopo la scoperta dell'America. Neofite. Le archeofite sono quelle che sono state inserite, in questo caso nel territorio del Friuli Venezia Giulia, dai Romani oppure dai cosacchi arrivati nella pianura friulana, insomma, quelle specie arrivate, estranee, ma ambientate nel Friuli, quindi prima o dopo la scoperta dell'America. Vediamo allora una cosa interessante, quelle che sono le neofite. Allora cliccate nella fascia verde e cerchiamo, ecco qua, e vediamo quelle che sono state introdotte recentemente. E qui troviamo una peculiarità non esclusiva, diciamo, del Friuli Venezia Giulia, ma significativa. Se voglio presentare una pianta che conoscete di sicuro, ed è l'Ippocastano. Allora, perché sottolineo peculiare del Friuli Venezia Giulia? Perché prima di tutto l'Ippocastano è una neofita. È un po' sorprendente il fatto che sia una neofita, perché da dove viene l'Ippocastano? L'Ippocastano è una pianta balcanica, è una pianta in cui diciamo l'area in cui è autoctona sono delle piccole isolette non isole greche, ma isolette della Grecia continentale, quindi aree isolate dei monti dell'interno, della Grecia continentale, appunto dell'Albania e della Bulgaria, dove invece è raro, però esiste una piccola, diciamo, isoletta. Ecco, questo Ippocastano, che è curioso che i romani non abbiano pensato di introdurla prima, perché è una pianta vistosa, grande, in territori che controllavano. Eppure non è mai stata introdotta perché viene considerata una pianta dannosa, perché pare che, nonostante si parla di Ippocastano, in verità se i cavalli mangiano i frutti hanno delle situazioni di vertigini
e cose che potrebbero essere una cosa simile all'ansia, quindi disturbi psichici. Ecco, però stranamente il nome per curiose ragioni che non so, magari mi informerò, è stato dato a all'ipocastano, questo riferimento ai cavalli. Quindi, allora, com'è che è arrivata da noi? Allora, questo dobbiamo a un botanico francese che nella fine del Cinquecento, quindi negli anni 70 del Cinquecento, ha introdotto nei giardini imperiali di Vienna questa pianta e quindi da Vienna nel corso dei secoli, quindi a partire dal 600 ma soprattutto 700 e 800, gli austriaci hanno cominciato a introdurla nei territori con parte dell'impero ed è per quello che è molto più facile trovare nelle città del nord-est e del Friuli, Venezia Giulia in particolare, l'ipocastano. Lo si trova ovunque, però è particolarmente frequente, quindi abbiamo un esempio di come aspetti storici, culturali influenzano naturalmente la distribuzione anche di una specie ornamentale. Ecco, allora, naturalmente si possono, rientro di qua, si possono investigare, diciamo, chiedere altre cose, che adesso non abbiamo tempo di approfondire, per esempio quelle che sono le piante, per esempio le piante la specie ferale è una specie introdotta come pianta coltivata, ma che poi è sfuggita e si è diversificata rispetto all'originale. Oppure possiamo vedere quelle che sono le estinte, quindi cliccando nella parte vera. Adesso non voglio rubarvi tempo e vi faccio vedere l'altra, se riesco ad arrivare. Ecco qua. Vi faccio vedere l'ultima parte, diciamo, del progetto di Ierdes, che sono le chiavi di identificazione. Allora, prima di tutto è un po' difficile, spesso mi chiedono come spulciare in questo grande archivio la chiave di identificazione che può interessarvi. Allora andiamo a chiavi dicotomiche, per esempio, andiamo a cerca e qui possiamo scrivere purtroppo in latino, ahimè, però vabbè, in internet si trova facilmente il nome. Allora, il nome della specie in cui diciamo il nome, scrivete per esempio Cupressus, per esempio. Cupressus, sì, in latino, come vi dicevo. E quindi cliccando cerca avete tutto l'elenco di chiave. Qui devo aver fatto un errore nella, vediamo un po', vabbè, scriviamo Edera. Era sempre, non è che devo fare un nome specifico, ma sapete che continuo a sbagliare. Allora, quindi meno male. Allora, qui abbiamo un elenco di chiavi in cui è presente l'edera. Allora, se voi siete, non so se tra di voi c'è un insegnante e dovete ovviamente avere a che fare con dei bambini, quindi avete bisogno di chiavi semplici, non di chiavi che diciamo, non la chiave, la prima per esempio la flora del Friuli Venezia Giulia, perché per arrivare all'edera dovete spulciare tra un numero infinito di specie. Allora vi consiglio di trovare una chiave piccola, cioè una chiave dedicata alle scuole, che sono un insieme di sono delle, sperando adesso di trovare. Guarda che c'è quella cosa di Cividale. L'ho trovata, vabbè, si può fare anche quella di Cividale. Eccola lì, sì. E diciamo che adesso, però invece no, voglio fare. No, è interessante. Siccome la Giulia è è vero, sì. una chiave piccola. Però io mi volevo rivolgere, diciamo, magari agli insegnanti tra di voi che hanno a che fare con bambini, perché è molto importante far capire ai bambini la biodiversità, nel senso, noi facciamo queste operazioni, diciamo, di divulgazione. Hai fatto una scuola elementare? Sì. E dov'è che è? Io terzultimo. Ecco, terzultimo. Ah, terzultimo? Ecco, quella sola. Ah, ok. Oh, bene. Ma questa è una delle tante. Qui c'è scritto. No, questa no, giusto, è una scuola, diciamo, una chiave passepartout, nel senso che potete utilizzarla per qualsiasi
giardinetto di scuola. Allora, quindi vediamo come funziona adesso. Ecco, quindi abbiamo diversi passaggi che sono illustrati con delle immagini che esemplificano il più possibile l'argomento della domanda. Quindi voi sapete che funziona una chiave dicotomica, è un insieme di un susseguirsi numerato di domande che dando risposta a queste piccole domande è arrivata al nome della specie. Quindi, allora, quindi alberi o arbusti, qui di solito crea qualche problema perché la ledera è una pianta legnosa, quindi avete notato che l'edera, tanti vedono solamente il ciuffo d'erba, cioè il ciuffo, scusate, di foglie, e invece è considerata, qui siamo arrivati addirittura su, anzi era troppo breve, quindi pianta lianosa e rampicante, quindi l'esempio era un po' troppo facile, ma era per non farvi perdere tempo ulteriormente, perché ovviamente più complessa una specie più è lungo il percorso di identificazione. E quindi si accede e avete la descrizione, quindi attraverso le chiavi voi accedete a queste descrizioni che potete utilizzarle in qualsiasi pubblicazione, se fate piccoli libretti per le scuole. Quindi volevo, questa è una chiave talmente piccola, però vediamo un po' se... Allora, vediamo un po'. Ecco, cliccando sopra chiave ai taxa rimanenti, quindi se entrate nella chiave e in alto, quindi trovate questa scritta chiavi taxa rimanenti, scusate se insisto su questi dettagli perché me lo chiedono tante volte, voi potete creare un piccolo libro, vi potete stampare queste piccole chiavi ed utilizzarle con i bambini se siete degli insegnanti, oppure voi stessi se andate a fare un'istruzione. Quindi mi spiace parlare di un altro libro nella presentazione di un libro, però diciamo che si possono fare dei libri express a seconda delle vostre esigenze, a seconda delle chiavi che vi ho detto come funziona. Ecco, quello che noi faremo il prossimo anno. Sì, quindi ecco qua, quindi questi libri che sono già illustrati, tra parentesi. Ecco si qua. stampano, anche, cioè proprio quello che Sì, sì. pone. Quindi questi diventano dei piccoli libri espress a seconda delle vostre esigenze e in base alla chiave che voi avete scelto. Anche perché loro si può utilizzare tutto quello che c'è nel sito, e la cosa importante è sempre come facciamo noi all'inizio del libro, che mettete il nome dell'autorizzazione, il numero, per cui si può utilizzare tutto purché venga utilizzato la licenza, no? Però la licenza viene rilevante. Ecco qua, quindi ho fatto un piccolo rapido excursus di quello che potete trovare se siete interessati nel portale. Spiega come si va la chiave dicotomica. No, se no facciamo... No, ma è una roba lunga, no, se vuoi... la concretezza femminile. No, perché se no, allora sarà un peccato iniziare, poi non riusciamo, però per esempio io faccio adesso non so perché lo vedo anch'io, è nuovo, perché è proprio nuovo questa impostazione, no? Sì, quella del linguo espresso. Io per esempio quando mi serve una pianta e voglio andare a trovarla su Driade, semplicemente sul motore di ricerca scrivo non ti scordare di me, Driades FVG, Tran mi spara dentro direttamente lì. Sì. Perché è chiaro che non ti scordare di me lo trovi anche in altri punti, ma se io voglio proprio, visto che quando faccio le schede, preparo le schede di Driades, a me servono proprio quelle del Friuli Venezia Giulia perché hanno un testo diverso, faccio così, scrivo FVG e lui mi porta dentro proprio esattamente. Comunque rapidamente, ecco, funziona così. Adesso facciamo finta di identificare una pianta. Allora, alberi o arbusti. Allora, pianta non lianosa o rampicante, quindi le foglie non opposte o opposte, voi osservate la pianta, mettiamo che... Quindi è tutto per esempio, foglie lobate, arrivate subito al percorso robore in questo caso. Quindi è un percorso quindi semplice, rispondente, quindi in effetti una cosa che insomma faccio divulgazione scientifica spesso con bambini, mi è capitato di avere a che fare con bambini che non sapevano ancora leggere ma hanno osservato le immagini e quindi questo perché? Perché se trovate una pianta e non sapete che cos'è, con questo cerca
piante, rispondendo, facendo quelle selezioni che sta facendo lui, come è legnosa, non è legnosa, come è la foglia, come è il fiore, bianco, rosso, finché vi dà un range molto ristretto, no? Cioè su centinaia di migliaia di ve ne tira fuori 5 e di quelle 5 voi capite qual è la vostra. A volte vi porta fuori come nell'etere in una e basta. Sì, perché ha delle caratteristiche molto chiare, insomma. Se avessimo avuto tempo avremmo identificato assieme la nuova arrivata del Friuli, che è però le orchidee sono più complesse perché sono molto simili l'una all'altra, però in verità non è così difficile, se avessimo tempo faremmo il ma loro si arrangiano. Sì, bene, grazie per l'attenzione. Volevo ringraziare per la vostra presenza qua, per la pazienza di essere rimasti quasi 2 ore, però come avete sentito è un argomento molto interessante, sia quello degli ambienti che quello delle piante specifico, e anche mi appassiona ogni volta sentire Andrea Moro che si nascosta, e magari una volta dedichiamo una sera solo per Driades e lo guardiamo bene, perché è una risorsa veramente importante e il saperlo usare ci facilita molto la vita qualora vogliamo conoscere meglio una pianta. Io non ho grandi conoscenze, però con quelle piccole e semplici domande del cercapiante riesco a identificare molto bene le piante, per cui devo ringraziare il professor Nimis, Andrea e tutti i collaboratori del progetto perché mi hanno semplificato molto la vita. Grazie agli autori, grazie mille del lavoro, della presenza e della bella esposizione stasera, grazie a voi di aver cenato con noi. Vabbè, ho mangiato piante d'acqua. Anzi, mi raccomando, nei box, come ha detto la Giulia, ci sono piccoli riferimenti, ma non, cioè lo dico, ma immagino che già lo sappiate tutti, non si raccoglie niente che non si conosce e non si utilizza nulla di ciò che non si conosce. Quello che noi abbiamo scritto nei box è puramente, diciamo, è leggero, ecco, quindi non mettetevi a fare pozioni o cose del genere, nessun genere, neanche con le piante commestibili, no? Anche in quelle, vero Sergio? Si mangia e si tocca solo quello che si è certi che si conosce, tutto il resto è meglio lasciar perdere. Il libro delle piante commestibili è la seconda ristampa, perché è andato a ruba la prima versione. La seconda ristampa però non è solo una ristampa, ma contiene un arricchimento rispetto al primo, perché lo abbiamo fatto revisionare nuovamente alla Regione, che ha aggiornato la legge regionale sulla raccolta delle piante, e abbiamo voluto inserire, anche su stimolo del servizio di biodiversità della Regione con il quale collaboriamo, anche la nuova normativa per la raccolta delle piante, e identificando ogni pianta con un diverso colore a seconda del quantitativo che si può raccogliere e del periodo in cui va la raccolta, e del quantitativo. E le abbiamo bollate, insomma, le schede. In alto a destra su ogni scheda trovate un bollino colorato che riporta poi alla leggenda, e vedete quanto possiamo raccogliere di quella pianta. Eventualmente. Se si può raccogliere. Se si può raccogliere, mi raccomando. Invece in questo qua, proprio perché è fatto per i profani, cioè proprio come quelli di me che non sanno nulla, visto che lo coordino io, di solito faccio sempre in base a me, no? Abbiamo fatto questo esperimento e vi abbiamo messo il sommario fotografico, di modo che uno quando trova la pianta, se non altro vedendole tutte in sequenza, becca almeno subito la pianta e poi va dentro nella scheda, no? Perché le piante commestibili, diciamo che c'è più letteratura, sono cose, eccetera. Queste qua sono veramente sconosciute, no? Per cui ho pensato con Marco e anche e con mia figlia, perché non l'abbiamo nominata oggi perché non c'è in montagna, ma è mia figlia che l'ha
che l'ha impaginato, insomma, è lei che fa tutta la parte grafica. Abbiamo pensato che vedendole così in sequenza, pare sono bellissime da vedere in sequenza, sarebbe stato più facile il riconoscimento, quindi magari dateci anche voi un feedback. Certo che le foto sono piccole, ma non potevamo fare un sommario fotografico con una, per cui insomma, però indicativamente si riesce, ecco. E se volete approfondire, il nome della pianta, Driades, e Via Cutro. vedete tutte le foto che volete. Grazie mille. Grazie mille.